Buonasera a tutti dal Palabramante di Rovigo. Siamo qui io e Mister De Martini Buonasera a tutti. e siamo qui per la partita degli Under 19. Gold, girone C, quinta giornata di ritorno. Presentiamo brevemente le due squadre. Allora, per il Roncaglia Chiaramente non si apriva la foto, i problemi della diretta sono sempre in agguato. col numero 9 Costa, col numero 10 Orfano, che è anche capitano, col numero 13 Carraro, col numero 21 Bresquar, col numero 24 Consiglio, col numero 26 Old Mohamed, col numero 30 Sorgato, col numero 60 Rigato, col numero 62 Valente, numero 64 Cecchinato, numero 69 Galeazzo, numero 71 Scarpa, capoallenatore Paoli Samuele. Per Rodigium col numero 1 Passadore, col numero 5 Oliva, col numero 11 Capovilla, col numero 21 Nicoli, che è anche capitano, numero 24 Tommasatti, col numero 26 Bonfante, col numero 27 Rizzi, col numero 33 Cortellazzo, col numero 36 Stocco, col numero 40 Guerra, col numero 74 Guzzon, col numero 90 Vettorello, capoallenatore Migliorini Marco. Gli arbitri dell'incontro di questa sera saranno Montano di Selvazzano e Annunziata di Padova. Si prospetta una partita intensa perché la classifica vede il Roncaglia su di 2 punti rispetto alla Rodigium, quindi sarà combattuta sicuramente. Speriamo di vedere una bella partita e come si suol dire, vinca il migliore. Esatto. Speriamo che sia la Rodigium. Esatto. Chiaramente cercheremo di essere più obiettivi possibili, però scusate anche se faremo un po' di tifo per la nostra squadra del cuore. Pochi secondi all'inizio, alla palla 2. Tutto pronto, quintetto Rodigium col numero 11 Capovilla, col numero 33 Cortellazzo, col numero 90 Vettorello, col numero 24 Tommasatti e col numero 5 Oliva. Sì, l'ho visto, sì. Bene, palla 2, saluti di rito agli arbitri e agli avversari. Rovigo in maglia rossa, Roncaglia in maglia azzurra con le Maglia cosa dei Fantastici azzurra 4. e gialla. Palla 2 da ripetere. Cominciata col primo possesso per Roncaglia. E Due punti subito per Roncaglia con un tiro da sotto del numero 62. Palla persa di Tommasatti, recupero di Roncaglia, fallo in attacco del numero 9, quindi subito una palla recuperata dopo la palla persa, quindi palla che è passata nuovamente a Rodigium. C'è andata di lusso. Cortellazzo con la palla. Palla che viene mossa sul lato opposto. Un 1 contro 1. Palla persa, recuperata dal 69 di Roncaglia che sbaglia da sotto, rimbalza in attacco e altri 2 punti
per il numero 62 da Roncaglia. Fallo. Numero 60 del Roncaglia su Capovilla, sarà rimessa laterale a Rodigium. Sì, adesso. Rimessa a Rodigium. Gestita da Tommasatti, ora da Capovilla che gioca 1 contro 1. Lo chiudono. Tiro da 3 punti di Vettorello, Fuori. rimbalzo Roncaglia. Sbagliato il tiro di Roncaglia, ancora un rimbalzo in attacco per Roncaglia col 62 fallo, sì, e ancora un sfondo. fallo in attacco per Roncaglia. Fallo di sfondamento per il 62. 2. Palla che cambia ancora palla Rodigium, vediamo se i nostri ragazzi riusciranno a trovare il primo canestro della partita. Speriamo. Tommasatti in penetrazione, un buono scarico, un altro Tiro. tiro da 3 punti e questa Sì! volta c'è 3 punti per Capovilla. 3-4. Forza ragazzi. Roncaglia 1 contro 1, sbagliato, rimbalzo di Cortellazzo, Rodigium in contropiede, passaggio non peccato. proprio preciso, palla che viene comunque mantenuta in possesso, tiro da 3 punti di Tommasatti, sbagliato, rimbalzo Roncaglia. Passaggio sotto canestro per il 62 che segna 2 punti. Mannaggia. Palla che viene gestita da Rodigium, in questo momento palla Tommasatti, Cortellazzo, Dai ragazzi. 1 contro 1, palla un po', cambio di lato ancora per Vettorello a 3 punti, sbagliato, rimbalzo Roncaglia. Palla che viene 1 contro 1 da Roncaglia, palla che viene ancora, Palla persa. su un passaggio non proprio preciso da parte degli ospiti. Uno contro uno di Vettorello che sbaglia da sotto, ennesimo rimbalzo in difesa per Roncaglia che riparte. 1 contro 1, palla che viene ancora un 1 contro 1 da Roncaglia che arriva fino a sotto e altri 2 punti da parte del 60 della squadra ospite. Dobbiamo cercare di raccogliere un po' le idee in questo primo quarto, secondo me. Lo so, ho visto. Una palla viene gestita adesso da Cortellazzo, 1 contro 1. Loro difendono forte. Una ottima difesa da Roncaglia. Sì. Tiro di Oliva fuori. E palla che esce a fondo campo, sarà rimessa per Roncaglia. Diciamo che gli ospiti sono partiti forte in difesa, stanno mettendo molta pressione e i nostri ragazzi stanno facendo un po' fatica a trovare in attacco, buone sì. conclusioni. Adesso Però, una palla recuperata forza. sulla palla sporcata contro Bellissimo contropiede, Tommasatti, sì! su assist di Capovilla che va a segnare 2 punti. Preziosi direi. Certo.
Roncaglia che gioca ancora 1 contro 1, un buono scarico, un buon tiro, fuori rimbalzo di Capovilla e riparte Rodigium in contropiede con 2 punti, forse qualche contatto non fischiato, però l'importante è aver segnato e quindi Rodigium a -1. Passi, mi sembravano passi, però l'arbitro non ha fischiato, quindi Palla che viene manovrata ancora da Roncaglia, un tiro lasciato libero completamente il playmaker di Roncaglia che in arresto segna 2 punti per la squadra ospite. Ora Rodigium in attacco, palla che arriva adesso a Tomasatti che gioca 1 contro 1, uno scarico, sì, tiro a 3 bello. punti di Cortellazzo e 3 punti per il pareggio Rodigium. Attenzione, questo lancio di Roncaglia, ancora palla sotto al 60 Da 3. e Che 3 cavolo. punti subito risposta di Roncaglia che non ci sta e si riporta su di 3 punti. Cerca di rispondere Vettorello, tiro corto sul primo ferro, rimbalzo di Roncaglia che riparte 1 contro 1, sbagliato, rimbalzo di Cortellazzo, palla a Capovilla in contropiede che gioca 1 contro 1, Poteva stare il tiro fallo, corto, però. buon rimbalzo di Oliva che peccato. anche lui però non riesce a segnare e quindi Roncaglia che riparte in attacco. Ancora una palla persa anche di Roncaglia, recuperata da parte di Cortellazzo, fallo fischiato al numero 30 di Roncaglia. E sono da questo momento Alcuni cambi da entrambe le squadre, sono usciti Vettorello e Oliva per Rodigium e sono entrati Rizzi e Nicoli, il numero 21, un po' di cambi anche per Roncaglia. E questo è stato il quarto fallo per Roncaglia, attenzione una palla recuperata, scippata da parte di Roncaglia che va a Questa segnare in non ci voleva. contropiede. Non ci voleva. Tiro a 3 punti subito sbagliato da parte di Tomasatti, rimbalzo Roncaglia che riparte in attacco, palla ancora in post, 1 contro 1, tiro sbagliato, rimbalzo di Nicoli e apertura per Capovilla che subisce fallo e saranno 2 tiri liberi per Capovilla. Il tifo è davvero già caldo. Buono il primo per Federico. E buono anche il secondo. Attacco Roncaglia che muove il pallone. Palla che arriva al 30, scaricato per il 71 che da sotto va a realizzare ancora una volta. Rodigium che muove il pallone, 1 contro 1 di Rizzi che scarica per Cortellazzo. Questa volta viene fischiato fallo in attacco a Rizzi, il numero 27, un blocco irregolare. E quindi palla che passa a Roncaglia che avrà la possibilità di allungare ancora di più.
Sono nell'1 contro 1 del 10, un tiro che viene preso, sbagliato, rimbalzo di Tomasatti e ha la possibilità di andare in contropiede, Bello. ottimo passaggio in contropiede Sì. e fallo e canestro di Capovilla su assist ancora di Tomasatti. Bene così. Capovilla in lunetta con un tiro libero supplementare per poter accorciare ancora di più. È buono ancora, quindi Rodigium a -2. Cosa dici, Cinzia? Ci siamo, ce la possiamo fare. Dico che se ci mettiamo lì con la testa, fallo. L'ho fischiato alla difesa, Sì, numero fallo 11, di Capovilla. che trattiene, Ma messa laterale per Roncaglia. Attenzione al tiro da 3 punti del 30, sbagliato, rimbalzo ancora di Tomasatti. di Tomasatti che spinge la transizione. Ah, peccato. Palla, Dai un po' di ragazzi. difficoltà, viene portata sul lato opposto, 1 contro 1 ancora di Capovilla che ancora 2 punti e per il pareggio. Ti ho detto che ce la potevamo fare. Se i ragazzi si mettono lì e attaccano con calma, ce la possiamo fare. Ora 1 contro 1 da parte di Roncaglia, uno scarico, un Fallo. tiro da 3 punti e ancora una volta Roncaglia con il numero 21, una tripla che porta avanti i 3 punti e fallo del numero 21. E sono 2 tiri. Sono 2 tiri per il bonus raggiunto da Roncaglia. Questo era un po' al limite, se posso permettermi un Diciamo che commento. Capovilla è stato bravo a Sì. spostare la palla all'ultimo momento e a far vedere il contatto del giocatore avversario. Sì, ci vogliono anche queste malizie. Buono il primo. È buono anche il secondo. C'è un cambio per Rodigium. Entra Rocco Passadore ed esce col numero 33 Giorgio Cortellazzo. ...51 secondi alla fine di questo primo quarto che è molto equilibrato. Lo avevamo detto all'inizio che sarebbe stata una partita combattuta e per il momento rispetto alle aspettative Ancora 2 punti, e un'ottima conclusione del numero 30 del Roncaglia. Vai Rocco. Passaggio sotto per Rizzi a parte di Tomasatti e 2 punti con un buon movimento da sotto da parte di Rizzi. Tienilo lì. Bravissimo. Palla recuperata di Rocco che però viene scippato e viene fischiato fallo al numero 1 della Rodigium, Passadore, e nel tentativo di recuperare il pallone ha spinto il giocatore di Roncaglia, quindi gli ultimi 7 secondi verranno gestiti da Roncaglia. Fallo. Ancora un fallo per Sì. Rodigium, numero 1 ancora, Sì. è il secondo fallo da parte di Passadore. Sei secondi circa alla fine e viene fischiata un'infrazione di passi e quindi con 1 secondo e mezzo da giocare, Esatto. palla che passa a Rodigium che cercherà di prendersi un tiro. Palla passa a Capovilla che prova, la palla esce. Finito il primo. Quarto. Sì. Con Roncaglia in vantaggio di 1. Insomma, che dire. Diciamo che è una partita intensa.
Secondo me anche i ragazzi se la stanno vivendo con particolare tensione, perché secondo me sentono la partita per riuscire a risalire un po' la classifica. Insomma, è una sfida importante, ricordiamo che Roncaglia è seconda in classifica a 16 punti, con 10 partite giocate, e Rodigium subito dietro con 14 punti, sempre con 10 partite giocate, quindi questa sera la possibilità per i nostri di riuscire ad agganciarli in classifica, insomma. Il tifo dei nostri anche per Tutto bene? tutto pronto per il secondo quarto, Tutto palla pronto. che sarà, diciamo, gestita da Rodigium alla rossa, come si suol dire. Quintetto per i nostri: 11 Capovilla, 21 Nicoli, 27 Rizzi, numero 1 Rocco Passadore, ed è entrato anche nuovamente Fabio Oliva, il numero 5. Palla che viene ribaltata sul lato debole per un 1 contro 1 affidato a Rizzi, che cerca di andare a canestro. Scarico ancora per Capovilla, un assist per Nicoli che viene stoppato, e palla recuperata da Roncaglia che vola in contropiede, un tiro dalla media sbagliato, rimbalzo per Capovilla che si vola in contropiede, poi si ferma per ragionare, e un fallo fischiato al 26 del Roncaglia, che secondo l'arbitro ha spinto il playmaker Rodigino. Palla in questo momento a Nicoli, Capovilla 1 contro 1, palla che sbatte su un piede, Rizzi 1 contro 1, sbagliato il tiro, il rimbalzo del Roncaglia e riparte, e viene fischiata un'infrazione di passi al numero 26 che ha mosso i due piedi prima di mettere giù il pallone, e quindi l'arbitro ha fischiato questa infrazione. Certo, sembra anche corretta. Palla Passadore, palla per Capovilla che gioca 1 contro 1, un arresto e tiro, palla che Certo va che siamo dentro e anche fuori. sfortunati. Un po' di sfortuna mannaggia. su questo tiro, sì. Roncaglia adesso col 62 che muove il pallone, ancora un 1 contro 1 da parte del 26, palla che viene posizionata sotto al 71 che è stoppato da Oliva, e palla recuperata da Nicoli, e un fallo fischiato, se non sbagliamo, al 71 Sì, a 71. di Roncaglia, e quindi la palla che passerà a Rodigium. Attenzione, ancora un fallo, questa volta fischiato su Rocco Passadore, sempre del numero 26, e per lui Diciamo che sono è il secondo aggressivi. fallo. Sì, c'è tanta aggressività, tanta intensità da parte di Roncaglia, Certo, che forse voglio dire, dovrebbe un attimo contenere, però ancora un 1 contro 1, palla viene spostata sul lato opposto, Rizzi 1 contro 1, palla che però viene persa, perso il controllo del pallone, la palla che esce sul fondo, e quindi la palla che passa a Roncaglia. non si segna da 2 minuti. Eh sì,
Ora un 1 contro 1, numero 26 che appoggia sbagliato, rimbalzo di Nicoli e palla quindi che viene gestita ancora da Rodigium con Bravo Rocco! Rocco che Ottima un azione! assist, Sì! un assist di Rocco a Fabio Oliva Senza il passo! che segna 2 punti ed è il primo vantaggio per la Rodigium. Sì, bene così. Uno contro uno del 24 che arriva fino sotto e va a segnare 2 comodi punti per Roncaglia, quindi subito contro sorpasso. Non ce lo siamo goduti neanche un po'. Palla per Rocco Passadore, in punta per Oliva per un tiro da 3 punti, tiro da 3 punti di Fabio Oliva che porta nuovamente in vantaggio questa volta di 2 lunghezze Rodigium. Questa volta 26-24, bene bene. Ottima pressione da parte di Passadore, palla scaricata sotto, un tiro e 2 tiri, con un tiro cadendo all'indietro da parte del 62 del Roncaglia. Che Bel giocatore. movimento, bravo. Eh sì, un bellissimo giocatore, davvero complimenti. La palla che viene spostata, 1 contro 1 di Fabio Oliva, un tiro peccato. sbagliato da sotto e rimbalzo. Peccato questo, aveva fatto un buon movimento anche Fabio. Sì. Sono 1 contro 1 ancora, e Roncaglia tiro corto ancora, però il rimbalzo in attacco. E quindi un altro possesso per Roncaglia, un tiro da 3 punti che non prende il ferro e quindi Capovilla riprende il pallone, un rimbalzo e 1 contro 1 in attacco, è un nuovo fallo subito da parte di Capovilla. E Roncaglia che entrerà nuovamente in bonus alla partenza della prossima azione. Minuto che viene chiesto. Non ho visto chi l'ha chiamato. Adesso- Diego, aiutami. Vediamo dove lo segneranno le ragazze sul tabellone. Minuto intanto. Perché lo segniamo questo minuto? Vediamo se il tabellone ci aiuterà, Cinzia, per adesso. Non ho proprio visto l'allenatore, nessuno dei No. due. Dieci secondi alla fine. Si riprenderà con una rimessa laterale per Rodigium in attacco, Sì, dopo il fallo subito da Capovilla. Andiamo con una palla gestita da Cortellazzo che gioca Che 1 contro entra, 1, bellissima uno scarico azione. per Nicoli che prova un tiro sbagliato e il rimbalzo in difesa di Roncaglia è un fallo da parte del numero 21 21. Nicoli che andando a rimbalzo ha ostacolato fallosamente il giocatore di Roncaglia. Caglia che muove il pallone, palla per il numero 30, ancora un tiro da 3 punti del numero 30 che Mannaggia! segna una tripla che porta nuovamente in avanti di 3 punti Roncaglia. Palla un attimo gestita con un po' di fatica da parte nostra. Il tiro da 3 punti adesso di Tomasatti
che impatta nuovamente. Pareggio. 1 contro 1 Roncaglia, ancora un tiro da 3 punti sbagliato e un tocco giudicato da parte di Rodigium, palla che esce sul fondo e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo da parte di Roncaglia. Ora palla gestita dal 30 che mette la palla sul lato debole, ancora 1 contro 1, un tiro dalla lunetta sbagliato, questa volta la palla è per Rodigium dal fondo. Palla in mano a Cortellazzo. Rissi. Tomasatti ancora una bomba e questa volta però Neanche toccato il ferro. la precisione non è la stessa di prima, è la palla che esce sul fondo e quindi ci sarà rimessa per Roncaglia. Attenzione, ancora un tiro da 3 punti, questa volta ancora del numero 30, che se non erro è almeno la terza tripla che riesce a Sì, segnare, assegnate, quindi. sì. Una bella mano. Per Rissi, Mamma mia. Oliva, ora Tomasatti Dai ragazzi. che mette Ma la palla sotto, peccato. però ancora il numero 30 che recupera un pallone È veramente e questa fallo. volta il fallo viene fischiato dal numero 24 della Rodigium, Tomasatti. Che non mi segna falli. Per lui è il primo fallo. In cambio Capovilla. rientra Per Rizzi. Capovilla per Rizzi. Ancora il 30 ha lasciato colpevolmente libero. Mannaggia. E un'altra tripla da parte di Roncaglia che nuovamente allunga a 6 punti. Questo è pesante, Ancora un fallo subito, questa volta Due da tiri. Federico, da Capovilla, e saranno 2 tiri per il bonus raggiunto da Roncaglia. Forza Federico. Sbagliato il primo. È buono invece il secondo per Federico. Sì. Ancora il Al 30 a limite. 3 punti e ancora l'ennesima bomba ed è minuto per coach Migliorini che sicuramente Non può lasciare andare questa serie di bombe da 3. Deve fermare l'azione e meglio tornare a uomo. Sicuramente voglio dire, avrà qualche parola per i nostri perché devono riuscire a contenere quantomeno questi tiri sì. che sono stati presi abbastanza liberamente. Non era molto marcato il 30. No. Bravo lui comunque a far sempre canestro. Assolutamente sì, nulla da dire, bisogna un attimo riassettare la difesa. Sì, sì, però insomma. Però comunque onore al cestista con un'ottima mano. Forza ragazzi, diciamo che c'è ancora molto tempo per riuscire a ricucire, quindi voglio dire, partita ancora Molto lunga. tranquillamente alla portata. Certo. Palla gestita da Capovilla.
uscita di Cortellazzo dai blocchi, quella di Tomasatti, però un passaggio non preciso, ancora un recupero e ancora 2 punti del numero 30 che Ci sta facendo male, tanto male. taglio, palla sotto per Federico Capovilla, uno scarico per Cortellazzo da 3 punti, palla che si spegne sul primo ferro e il rimbalzo è ancora per Roncaglia che prende un tiro da 2 punti all'altezza del tiro libero e ancora 2 punti, questa volta il numero 69 che porta al massimo vantaggio Roncaglia, il massimo vantaggio della partita a più 12. Palla gestita ancora da Cortellazzo, 1 contro 1, palla scaricata ancora per Capovilla che gioca 1 contro 1, scadono però i 24 secondi a giudizio dell'arbitro e quindi la palla tornerà in possesso di Roncaglia. Entra Rizzi ed esce Cortellazzo. Dobbiamo riuscire a trovare qualche canestro perché altrimenti sì. le cose... Un parziale davvero molto duro. Ancora il 1 contro 1 del 30. Fallo. Questa volta il fallo è dell'11. Sì. Capovilla che manda in lunetta per 2 tiri liberi ancora il numero 30 della squadra ospite. Credo difficilmente sbaglierà. Viste. È buono il primo, palla che si arrampica un po' sul ferro, ma è buono anche il secondo. Palla gestita da Capovilla che gioca 1 contro 1 e viene però stoppato, la palla che comunque rimarrà in possesso Rodigium dopo l'ultimo tocco da parte del 19. In questo secondo quarto li ho visti 69 li ho visti un pochino più fermi, ragazzi, soprattutto in attacco. Facciamo fatica a trovare buoni tiri, è su un tiro a 3 punti di Vettorello che però non tocca neanche il ferro, ancora un rimbalzo per Roncaglia. Ancora il 30 con un arresto in corsa, palla appoggiata al tabellone che lo premia ancora. Ancora una palla persa questa volta da parte di Rizzi, ancora un contropiede per Roncaglia, palla che arriva sotto al 62 che con un tiro da sotto appoggia altri 2 punti. Qui il distacco si fa pesantino. Forza ragazzi. Ora un tiro forzato da parte di Rizzi. Palla ancora Roncaglia che prende un tiro da sotto sbagliato. Ancora un rimbalzo in attacco, il tiro da 3 punti del numero 13. E ancora una bomba da parte degli ospiti che vanno sul più 21. Time out, no, cambio, sostituzione. Cambio adesso da parte di Roncaglia con ingresso in campo da parte del numero 60 ospite. Abbiamo fatto solo 9 punti nel secondo Contro quarto. una parte di Capovilla, un ottimo scarico per Rizzi che però il tiro da 3 punti è sbagliato. Un fallo in attacco, fischiato sul rimbalzo da parte di Nicoli sul rimbalzista del Roncaglia. Minuto. Ancora un minuto, questa volta chiesto dalla panchina di Roncaglia, visto che Rodigium ha esaurito i suoi 2 minuti a disposizione Già. in questi 2 quarti. Buonasera. Cosa è successo? Sono finiti i capelli.
scudella che a Diego in casa gli rifacciamo quello. È scemo. I ragazzi devono cercare qualcosina in più. Abbiamo segnato solo 9 punti. È stato un parziale veramente Pesante. pesante, ma Ancora è entrato tutto, cioè, adesso voglio vedere se continuano con questi percentuali. Sono tanti, ma tutto si può fare. dai ragazzi, forza. C'è tempo. Palla che viene gestita per gli ultimi 24 secondi Dai da Matteo. Roncaglia. Bravo Matte. Matteo che cerca di spostare. Bravissimo. Eccolo, la palla che comunque viene mantenuta a Roncaglia. 24 secondi. È no. ancora un fallo fischiato a Capovilla che ha spinto E sono proprio 2 tiri. marcatore e saranno 2 tiri liberi ancora sì. per il 30 ospite. Perché siamo in bonus. Terzo fallo per Capovilla e Non ci se va in panca, non ci voleva anche questa, rientra Passadore. Incredibile. È sbagliato il primo, 8 secondi. Buono il secondo. E sostituzione. Rientra il 69 di Roncaglia, esce il 62. 5 secondi alla fine, palla gestita da Passadore per Rizzi che non riesce a prendersi un tiro. La palla viene sporcata ancora una volta dai giocatori del Roncaglia. Termina il secondo quarto sul 52-30. Dai, speriamo che adesso in spogliatoio l'allenatore gli dia una strigliata E dire e che sì, la speranza è che i nostri rientrino nel terzo quarto con un altro spirito. un altro spirito e che provino con una difesa ancora più intensa a mettere in difficoltà gli ospiti. Ci rivediamo fra una decina di minuti.
Eccoci qua Cinzia nuovamente, tutto pronto per l'inizio del terzo quarto. Siamo pronti. Che siano carichi anche i ragazzi per questa rimonta. Lo speriamo tutti. Dai, dai. Si può fare. Prima palla che verrà gestita da Roncaglia. Si ricomincia. Roncaglia, Rodigium che difende a uomo, palla che arriva sotto canestro 62 che con un movimento. Bravissimo, bella difesa, però peccato che hanno ripreso la palla. Una buona stoppata da parte di Oliva che ancora va a disturbare il tiro e un rimbalzo di Capovilla. Fallo. Che il fallo viene fischiato in attacco. No! Devo essere sincero. No, beh, allora questo non me Devo essere l'aspettavo, sincero. Questo voglio dire, dopo aver subito 2 contatti in penetrazione, questo fischio sinceramente È davvero discutibile. quantomeno sì. Quantomeno sì, discutibile. Il quarto fallo per Capovilla. Partita che riprende, esce Capovilla intanto per Rodigium e rientra Cortellazzo. Perché ha 4 falli purtroppo. Sì. Tiro a 3 punti da parte di Roncaglia, palla che si spegne sul secondo ferro, un rimbalzo da parte di Cortellazzo che imposta subito l'azione offensiva per Rodigium. Smanate nel frattempo, ma va bene. Dai ragazzi, Palla sotto, un po' di concretezza. ancora per Cortellazzo che con un buon movimento va speccato e sfortunato il tiro in rovesciata da sotto e purtroppo palla ancora Roncaglia, Sì, dai, ragazzi. Olivia che recupera il pallone Uno contro va in uno, contropiede. proprio, senza paura. Un terzo tempo, ancora il tiro che risulta corto e palla nuovamente presa a rimbalzo da parte di Roncaglia che si riporta subito sulla palla offensiva. 69 ancora un movimento, un tiro all'indietro corto e quindi Rodigium che riparte. Ancora Oliva 1 contro 1, palla che viene fatta uscire ancora per Cortellazzo, palla a Tomasatti, ancora un contatto e palla recuperata da Roncaglia che va in contropiede e va a appoggiare altri 2 punti con il numero 69. Palla a Gusson che è entrato per la prima volta in questo terzo quarto. Palla scaricata, una palla scaricata per Oliva che però non riesce a concretizzare. Scusa. Quindi ancora Roncaglia con un tiro da 3 punti del numero 30, questa volta il tiro non Deve entra. ricaricare E la palla mano, Tomasatti per che fortuna. tira da 3 punti, ancora un tiro lungo e Oliva che con un buon Fabio! movimento disorienta la difesa avversaria e va comodamente a segnare i primi 2 punti Facili. del terzo quarto anche per Rodigium. E fallo in attacco questa volta nell'azione di smarcamento, un fallo in attacco fischiato a Roncaglia e quindi la palla che passa a Rodigium. Sostituzione, entra il 71, esce il 62. Cortellazzo che imposta l'azione offensiva per Rodigium. Anche questo poteva essere un fallo. Diciamo che il metro è questo e quindi Certo, dobbiamo ora una palla scaricata, sporcata dalla difesa di Roncaglia, si riprenderà con una rimessa dal fondo per i nostri ragazzi. Ora Oliva 1 contro 1, Sì, palleggio fermato, palla ancora per Cortellazzo che prende un tiro da 3 punti corto e rimbalzo Roncaglia.
Ora attenzione, un movimento numero 9, tiro a 2 punti. È fallo! È un rimbalzo di Nicoli che subisce qualche contatto, non fischiato, comunque palla che rimane in possesso di Rodigium. Beh, ragazzi. Palla gestita adesso da Tommasatti che si prende un tiro a 3 punti sporcato da Roncaglia e quindi voglio dire la palla che viene ripresa a Roncaglia, un fallo fischiato a Tommasatti nel suo secondo. Cambio per Rodigium, esce Tommasatti ed entra Bonfante, anche lui esordio questa sera. Palla che viene mossa da Roncaglia, palla che ritorna al numero 60 che gioca 1 contro 1, un tiro in corsa e un rimbalzo in attacco da parte di Roncaglia, la palla poi che carambola sul piede di Oliva e finisce fuori, quindi si riparte con una rimessa per Roncaglia. Ora un 1 contro 1, buona difesa questa volta di Cortellazzo. Diciamo che la partita adesso diventa 69, complicata. che viene Passi pescato in partenza. in infrazione di passi e quindi una palla persa per Roncaglia, palla che passa a Rodigium. Come 5? Mentre Rodigium che muove la palla, un malinteso tra Cortellazzo e Guzzon e ancora una palla persa per Rodigium purtroppo. È una partita complicata adesso, davvero. Perché Roncaglia sembra essersi un po' calmato anche come aggressività e come intensità. Siamo noi che dobbiamo aumentare. Ancora una palla sporcata da parte dei nostri, però il possesso rimane a Roncaglia. 1 contro 1 da parte del numero 30, appoggiato, un rimbalzo di Guzzon che può partire in contropiede. Dai! Si ferma, vuole ragionare, la palla che si sposta sul lato opposto. Palla per Nicoli, adesso palla Oliva, ancora Guzzon che cerca l'1 contro 1, caricato per un tiro di Nicoli lungo e rimbalzo di Roncaglia. Tiro a 3 punti di Roncaglia, corto, rimbalzo da parte di Guzzon che fa ripartire l'azione con Oliva, un 3 contro 2, palla scaricata per Guzzon, stoppato da parte di un difensore del Roncaglia, riparte, un tiro ancora corto, tanti errori in questo momento, questa volta la palla recuperata da Bonfante. Passadore 1 contro 1 fino a sotto, sbaglia ma rimbalzo di Oliva che però non riesce a concretizzare, peccato, era una buona occasione. E ancora palla per gli ospiti che ora un 1 contro 1, ancora palla che torna in punta, 1 contro 1 da parte del playmaker, arriva fino a sotto, sbagliato, e rimbalzo di Nicoli. Dobbiamo riuscire a rialzare la testa e a costruire dei canestri. Stiamo soffrendo tantissimo, ancora un malinteso e una palla persa. Sostituzione. Stiamo soffrendo tantissimo questa pressione da parte di Roncaglia, soprattutto in difesa, che Già. come si suol dire sta mettendo un po' i muscoli Non lo so. ora Roncaglia in attacco, 1 contro 1 del 21 che tira da 3 punti, questa volta anche lui è impreciso, tanti errori, Sì, un diciamo che parziale 2-2, Cioè, veramente. in questo dopo 7 minuti quasi passati ci sono stati solo 2 canestri, tanti errori da parte di entrambe le squadre al tiro. Ora una bella palla e ancora questa volta un tiro da parte di Nicoli che viene contrastato fallosamente Era un dal numero
21 passaggio. mi pare, il Sì. numero 21 di Roncaglia, quindi saranno 2 tiri liberi per il nostro capitano. Bellissima azione. Bel passaggio Una- filtrante da parte di Rocco. Passadore. Mannaggia. Lungo il primo, che si spegne sul ferro. Dai. E buono il secondo. Muoviamolo un po' quel tabellone. Roncaglia che porta il pallone nuovamente sul lato opposto. Anche lui Bello, cerca un bello. pallone, una palla filtrante, Bravi. una palla recuperata comunque da parte dei nostri. Con Vettorello che ribalta per un 1 contro 1 da parte di Rocco e un passaggio che viene intercettato dalla difesa del Roncaglia e quindi voglio dire una palla persa. Ancora Roncaglia in avanti con un tiro da parte del numero 62 che un po' si arrampica e trova i 2 punti. Minuto chiesto da Rodigium, Ed il è punteggio di 33 per la squadra di casa e 56 per la squadra ospite. peccato per il secondo quarto. In questo momento sì. davvero abbiamo avuto un momento di buio e lo stiamo pagando. Il parziale del secondo quarto in questo momento sta, diciamo, decidendo per ora la partita. Questo terzo quarto è Sul 4-3. sul 4-3 molto equilibrato, anche se le due squadre hanno segnato poco. Eh sì. Si riprende con una rimessa dal fondo per i nostri ragazzi. Partono già in pressione. Passadore che porta sul pallone e ancora una palla intercettata da parte di Roncaglia che va a depositare un altro canestro facile da sotto. Stiamo perdendo troppi palloni, Sì. non riusciamo proprio ad arrivare al tiro, perdiamo troppi palloni in questo quarto, è un peccato perché ora una penetrazione, un buono scarico, un tiro che risulta corto da parte di Bonfante e l'ennesimo rimbalzo da parte di Roncaglia che può rimpostare in attacco. 1 contro 1 da parte del 71, arriva fino a sotto, sbaglia ancora un rimbalzo in attacco. Bravo Matteo. Palla contesa e tecnico. Per Un chi? tecnico, ho visto un Per il tecnico. 71. Quindi aspettiamo la decisione dell'arbitro, ma un tecnico al numero 72 del Perché Roncaglia probabilmente ha lanciato la ha lanciato il palla. pallone, esatto, contro un avversario e quindi E giustamente il gesto va punito, sono d'accordo. un tiro libero per Rodigium e poi rimessa dal fondo per Rodigium. Un tiro libero in possesso, bene. Ma Corto il però tiro c'è- di Vettorello che Uff, balla un po' sul ferro ed esce. Quindi riprendiamo con una rimessa dal fondo da parte dei nostri. Ancora pressione da parte di Roncaglia. Allora ancora mamma mia, per fortuna. una volta Dai, bravo. palla Tira. per Vettorello che Sì. si prende un tiro da 3 punti Ah. lungo e rimbalzo per Roncaglia.
71 anche lui che si prende un tiro da 3 punti in transizione, rimbalzo ancora di Roncaglia e questa volta è il fallo da parte del numero 90 Vettorello che manda in lunetta il 62 della squadra ospite. Buono il primo, forbice che continua ad allargarsi. Buono anche il secondo, cambio per i nostri, esce Guzzon e rientra Rizzi. Ancora una palla persa, il pallone che carambola sul piede di Giorgio Cortellazzo ed esce. Rimessa in attacco per Roncaglia. Un tiro preso da oltre, ben oltre la riga da parte del numero 24 Roncaglia. Palla che esce, rimbalzo da parte di Rodigium che subito si porta il tiro, un tiro da 3 punti preso da Bonfante. Molto bene. Che avvicina un po' i nostri ragazzi. Palla sporcata ma non recuperata. Buona difesa ancora di Bonfante. Bel passaggio, bel giro palla. 71, buon il tiro del 71 sbagliato. Sì! È una palla recuperata. Bravissimi! Contropiede ancora Dai! Bonfante che Mannaggia! non riesce a segnare. Pallone sporcato e una stoppata adesso di Vettorello sul tiro dell'ultimo secondo da parte del 64 da Roncaglia. C'è margine ma Termina il terzo quarto sul punteggio di 60-36, che possiamo dire quarto equilibrato nel punteggio, ma che purtroppo ci vede ancora molto distanti. molto decisamente purtroppo. Quindi ripartiamo con 24 punti da recuperare all'inizio del quarto quarto. Ma va tenuto. Diciamo che se questo quarto quarto fosse per noi quello che è stato per loro il secondo, potremmo farcela. Beh, Nella pallacanestro si può fare, dai. non è mai detto niente e questa è la bellezza anche di questo sport, Sì. Cinzia, tu lo sai bene anche tu. E quindi Sì. voglio dire, Mai dire mai, dai. Noi ci crediamo sempre. Assolutamente. Fino alla fine. si riprende ancora con una rimessa a metà campo da parte di Roncaglia al quarto quarto. Alla che viene gestita il numero 10 che va fino a sotto a trovare 2 punti in penetrazione. Dai, rispondiamo subito. Forza ragazzi. Dai ragazzi, forza. 1 contro 1 da parte di Vettorello, chiuso, palla che viene girata per Rizzi che si prende un tiro da 3 punti, lungo. Rimbalzo del Roncaglia che subito si riporta in fase offensiva. La gestita ancora dal numero 10 che questa volta, diciamo, perde il pallone grazie anche alla nostra difesa. Ancora una palla che viene rischiosa, ma quasi persa, ma l'1 contro 1 Rocco. di Rocco Passadore che subisce la pressione avversaria e questa volta il fallo è per Roncaglia. Laterale per Rodigium.
fase offensiva, palla gestita da Passadore, ancora Rizzi, Ragazzi, un po' di uno contro Uno uno contro sano. uno. Ecco, ma non così. però ancora un fallo alla difesa, No, fallo alla pensavo difesa. di avessi segnato Sì, sì. sfondamento. Fallo alla difesa. Perché il numero 26 mi sembrava già piazzato, ma gli arbitri sono più vicini di noi, quindi erano avranno più sicuramente vicini, visto meglio. Sicuramente, voglio dire, avranno visto meglio di noi. Comunque il fallo era prima del tiro e quindi si Rimessa riparte con una dal rimessa fondo. dal fondo per Rodigium. È entrato L'ha Oliva. gestita da Oliva. Ora Vettorello, ancora un Vettorello. tiro da 3 punti, sbagliato, ma rimbalza in attacco. E ancora di Fabio Oliva che scarica per Passadore, che con un tiro da sotto in elevazione va a trovare 2 punti importanti comunque. E ancora una penetrazione che non riusciamo a contenere, questa volta da parte del numero 13 Roncaglia. Bravo Rocco! Ma perché? Ancora una palla persa purtroppo da parte dei Mannaggia. nostri. Roncaglia ancora in contropiede con un tiro da sotto da parte del 71, altri 2 punti da parte di Roncaglia, allunga sul più 28. Sì. Passadore, ancora un tiro forzato da parte di ancora un gran passaggio questa volta in transizione da parte del numero 13 Roncaglia, che mette nelle condizioni di fare 2 punti semplici il suo compagno per il più 30 purtroppo. Ora Oliva, un 1 contro 1, stoppato dal 71 e Roncaglia che riparte ancora in contropiede con un facile tiro da sotto. Migliorini chiama minuto subito perché la partita sta scivolando via. Diciamo che adesso Eh. l'atteggiamento dei ragazzi È un po' remissivo Sì. Cinzia. invece devono tirare fuori, come dicono i napoletani, a cazzim. Eh sì, anche se chiaramente voglio dire non è facile, ma questi 7 minuti qui bisognerebbe riuscire a giocarli con il massimo impegno possibile per riuscire a ridurre eventualmente questo scarto che sta diventando veramente un po' pesantino. Eh sì. Ma a me basterebbe solo che si mettessero a giocare con Sì, un po' di voglia, poi il risultato è quello che è. forza ragazzi. Dai Rodigium, dai ragazzi. Grinta e un po' di cuoricino. Sono rientrati anche il Capovilla e Gusson, anche Nicoli, E Tommasatti? anche Tommasati, sì. C'è stato un po' di cambi da parte nostra, Certo. vediamo se questi cambi riusciranno a portare un po' più di intensità. Palla sotto per Capovilla che scarica per Rizzi che gioca 1 contro 1 sul fondo. Bravi, dai, Ancora ragazzi, una va palla bene. stoppata però da parte della difesa di Roncaglia, Bravo. però i nostri che subito recuperano il pallone. Con Tommasatti si portano in attacco, un tiro ancora che risulta corto però. Da parte di Tommasatti è un tecnico, questa volta dato al numero 27 della Rodigium, Rizzi, per proteste. Per proteste, sì. Per proteste. Un po' di frustrazione ci sta, però alzare la testa e forza, tirare fuori. Tiro libero per Roncaglia, segno, e poi palla che verrà rimessa sempre da Roncaglia nella metà campo difensiva, sempre di Roncaglia. Entra Stocco. Al Esce posto Rizzi di- per Rodigium, entra Leo Stocco. Vai Leo.
Coach Migliorini sta facendo ruotare tutti i ragazzi per cercare di vedere, di dare un po' di scossa, quella scossa che stiamo sperando anche noi. Ecco, un buon fallo subito questa volta da Capovilla e quindi la palla che passa E a terzo Rodigium. fallo per la di squadra per il Roncaglia. Alla per Guzzon che gioca 1 contro 1, un buon 1 contro 1. Va bene, però ragazzi, Un contatto qui molto probabilmente non fischiato, però gli arbitri non hanno visto nessun contatto e quindi la palla è passata in mano a Roncaglia che rapidamente riesce a prendersi un tiro dentro l'area e a segnare ulteriori 2 punti. Palla per Guzzon, ancora Niccoli, palla per Capovilla che si mette 1 contro 1, è buono! benissimo! Un buon 1 contro 1 da parte di Capovilla che arriva fin sotto, fa canestro e subisce anche il fallo. 2+1, speriamo. Speriamo, dai. E Roncaglia in bonus. Lungo il tiro libero di Capovilla, rimbalzo Roncaglia. E ti pareva, oh, cioè, Rapidamente. l'ho chiamata veramente, devo stare zitta. Rapidamente va al tiro nuovamente, questa volta è sbagliato, un buon rimbalzo di Tomasatti in difesa. Palla ancora gestita da Rodigium Ragazzi. in attacco, ancora un 1 contro 1 di Capovilla che scarica un pallone che Niccoli non riesce a trattenere, palla che esce con una rimessa che sarà da Roncaglia. Lancio lungo e ancora, Mannaggia, ragazzi. ancora un po' impreparata la nostra difesa e Minuto. un fallo Ho visto un minuto, sì. subito sul tiro e quindi ci saranno dopo il minuto chiesto ancora da Rodigium 2 tiri liberi per la squadra ospite col numero 71. Rodigium ha terminato i time out. Eh sì, è il terzo di questo, chiamiamo di questo terzo e quarto quarto, quindi coach Migliorini Deve concentrare tutto in quest'ultimo minuto. sì. Ho visto l'andamento della partita, era abbastanza inevitabile provare a dare una scossa ai suoi Certo. ragazzi, quindi È sempre tutto cosa che per facile. adesso Non abbiamo visto. non abbiamo ancora visto purtroppo. Dicevamo è sempre tutto facile commentare dagli spalti Certo. comodamente seduti. E quindi comunque forza ragazzi, è dura, ma dai, tenete botta questi 5 minuti e Buono il primo tiro libero di Roncaglia. Buono anche il secondo. sicuramente giustamente ci facevano notare che Roncaglia ha sbagliato molto meno di noi in questa partita. Sì, diciamo che sicuramente la precisione degli ospiti è stata superiore. Ora una Bravo. penetrazione al ferro è un errore Ancora questa sporcata volta. secondo me, forse gliel'ha toccata al Da numero parte di 69. Capovilla, sì. Quindi ancora Roncaglia che si prende un tiro, anzi no, un passaggio che però non viene controllato dal numero 71, scusate. Palla che esce sul fondo con la rimessa, sarà Rodigium. 5 minuti al termine della partita. Ora palla consegnata a Tomasatti, ancora una ricezione difficoltosa. Ancora aggressività Ancora comunque. tanta aggressività da parte di Roncaglia che dopo 35 minuti comunque, vedete, non mollano. E questa volta il fallo è del numero 69 che Ci sono ha i due tiri. spinto Capovilla e col bonus raggiunto
da parte di Roncaglia, ci saranno 2 tiri liberi per Capovilla. Lei è quello lì. Buono il primo. No. Corto il secondo, ma un rimbalzo da parte di Gusson che pesta però col piede la linea di fondo e quindi la palla che passa a Roncaglia che potrà nuovamente impostare l'azione offensiva. Palla al 69, ancora 1 contro 1 da parte di Roncaglia, questa volta la palla supera la metà campo, viene toccata sempre da Roncaglia, quindi giustamente gli arbitri fischiano l'infrazione di metà campo e quindi si riprenderà con una rimessa laterale in fase offensiva da parte di Rodigio. Capovilla ancora ad impostare l'azione offensiva da parte dei nostri ragazzi. Tommasatti 1 contro 1, ancora Gusson con un passo incrociato, un tiro peccato e rimbalzo Roncaglia. Non entra niente. Facciamo fatica a fare C'è 2 un punti. tappo. Ora il numero 13 che cade in area e Capovilla strappa la palla e riparte in contropiede. 1 contro 1, uno scarico per Gusson che non riesce a trattenere questa palla che viene recuperata ancora dal 69 dalla squadra ospite. E quindi ancora una palla che ballonzola tra le mani di tutti i giocatori, recuperata da Gusson. E adesso Capovilla che può impostare nuovamente la fase, il tiro da 3 punti di Tommasatti, palla Ma è entrato e uscito. che entra ed esce e ancora una volta non premia i ragazzi di casa purtroppo. Dai e vai da parte di Roncaglia con un tiro da sotto da parte del 30, Le numero cose 30 più ospite, semplici. ancora un'azione semplice che ha portato un tiro un semplice relativamente dai e vai. difficile i ragazzi di Roncaglia. Ancora Gusson per l'1 contro 1, uno scarico, palla che viene intercettata ancora da Roncaglia che riparte, numero 30 e scarica per il numero 9 per un tiro da sotto facile, ancora un errore, palla che viene toccata a rimbalzo da uno dei nostri e quindi si riprende con una rimessa al fondo da parte di Roncaglia. 2 minuti e 44 alla fine di questa partita che vede i nostri avversari abbondantemente in vantaggio. Ora un 1 contro 1, un arresto e tiro, un fallo questa volta di Tommasatti sul tiro preso dal numero 24 ospite. E quindi ci saranno 2 tiri liberi per il Roncaglia. Ancora buono il primo. Non sbagliano. È buono anche il secondo. Passadore che è rientrato e imposta l'attacco, ancora palla Tommasatti, Leo Stocco, 1 contro 1 di Rizzi che si prende un buon tiro, ma ancora una volta palla che non entra, rimbalzo, ennesimo rimbalzo da parte di Roncaglia. Bravo. Nicoli che lotta su questo pallone, che però non riesce a mantenere in campo, si riprende con una rimessa in fase offensiva da parte di Roncaglia. Un 1 contro 1 da parte del 24 ospite, una buona difesa di Passadore che ecco Bravissimi. ancora un recupero da parte di Tommasatti che va in contropiede Sì. e deposita 2 punti
per noi, che portano a meno 36 la differenza. Ancora un tiro da 3 punti a porta di Roncaglia che questa volta risulta corto e quindi palla che torna in possesso di Rodigium con Passadore. Ancora Passadore in palleggio, scarico per Rizzi da 3 punti, ancora lunga e ancora rimbalzo Roncaglia. Bravo. Ora Tomasatti che recupera un altro pallone, controllato adesso da Stocco. Ancora Passadore che gioca 1 contro 1, buon 1 contro 1 fino a sotto. Questa volta la difesa di Roncaglia è meno attenta del solito. Il Passadore con una buona penetrazione va a depositare 2 punti. Ora 1 contro 1 Roncaglia che facilmente riesce ad arrivare fin sotto per l'81-45. Qui Stocco con la palla in mano, un passaggio intercettato e recuperato da Roncaglia. Buon passaggio, ancora 1 contro 1, un tiro in corsa da parte di Roncaglia, rimbalzo questa volta di Rizzi che subisce il fallo da parte del 60 di Roncaglia e quindi andrà a tirare 2 tiri liberi per il bonus raggiunto abbondantemente ormai da Roncaglia. Buono il primo. Corto il secondo, rimbalzo di Roncaglia. 20 secondi alla fine. Secondi alla fine, Roncaglia che mantiene il possesso in fase offensiva. E direi che La partita chiaramente è finita. I ragazzi si stringono la mano. Certo, e si salutano e onore alla squadra che ha vinto questa sera. Finisce quindi con il punteggio di 81-46 per Roncaglia che con una ottima intensità difensiva e una buona precisione in attacco ha sicuramente meritato di vincere la partita questa sera. La differenza, come abbiamo già detto, è stata proprio sul secondo quarto. Secondo quarto che ha tagliato un po' le gambe ai nostri, Esatto. anche in termini di morale, e non sono più riusciti poi a recuperare questo divario. Comunque un ringraziamento a te, Diego. Grazie anche a te, Cinzia, grazie a voi di questa opportunità di riprendere i È nostri stato un ragazzi. piacere. È stato un piacere perché sia io che te li abbiamo visti crescere ed è sempre un piacere vederli giocare e niente, speriamo che le prossime partite vadano meglio. Testa alla prossima, Certo. ci sarà da lavorare in settimana, insomma. Assolutamente. Il campionato finora disputato dai nostri ragazzi è più che buono, come c'è rammarico per questa sera, però insomma. Avanti tutta. Benissimo, salutiamo tutti gli spettatori a casa, un ringraziamento particolare chiaramente alla Rodigium, al presidente mitico Maria Paola Galasso, a te Diego e all'allenatore, a tutti. Di questa diretta, di questa opportunità. Buonanotte. Buona serata e buonanotte a tutti. Dai, andiamo a